ritrovati a Edicola Friuli. Oggi siamo a Cividale in piazzetta Zorutti, dove incontreremo i titolari della cartoleria ed edicola News and Toys, gestita da Massimo Pitassi, un'attività che prosegue da molti anni e che si è specializzata in particolare sui servizi alle persone, come è giusto che sia in un centro anche tra l'altro molto vivace come la città ducale. Questa settimana il settimanale Il Friuli si occupa, con un'approfondita inchiesta condotta da Valentina Viviani, della situazione degli anziani, del fatto che la popolazione della nostra regione è sempre più vecchia e i bisogni degli anziani sono sempre maggiori, ben 32.000 anziani non autosufficienti. Ecco, si cerca di comprendere come si sta evolvendo la situazione, quali sono le strutture a disposizione, quali sono i servizi, il fatto che tra l'altro è sempre maggiore il ruolo del privato e anche delle famiglie, quindi sia le strutture assistenziali sia le cure prestate direttamente dalle famiglie, anche attraverso la figura delle badanti, che sono destinate a crescere di numero e che sono già molto numerose, perché si parla di alcune migliaia di persone già operanti nelle nostre famiglie. E poi questa settimana anche un approfondimento sul fatto che sono destinati, si spera, ad aumentare i siti della nostra regione talmente belli da meritare il patrocinio dell'UNESCO, e in lizza ci sono il tagliamento per quanto riguarda la biosfera, quindi l'ambiente naturale, e poi anche il Collio Borda che sta completando le pratiche per la candidatura, e infine naturalmente anche un approfondimento su Cividale, su come la città ducale soprattutto dopo appunto l'inserimento nei siti UNESCO si è attrezzata, si è abbellita, si è valorizzata, quali sono i lavori che sono stati fatti in questi anni nel centro storico, cosa resta da fare e quali sono le prospettive. E di cosa significhi gestire un'edicola, un negozio, una cartoleria in un centro come Cividale e fornire ai propri clienti servizi, ne parliamo con Massimo Pitassi, che è il titolare di questa attività. Buongiorno signor Pitassi, da quanti anni lavora in questa attività? Da 10 anni, esattamente 10 anni. È un'attività che tra l'altro è iniziata, si chiama News and Toys, il suo negozio, poi in realtà lei mi spiegava nel corso degli anni è cambiata in qualche maniera la visione imprenditoriale. Ha dovuto cambiare, nel senso che per motivi naturalmente di mercato abbiamo cambiato la visione imprenditoriale, passando da un negozio di quello che poteva essere di giornali e giocattoli a un negozio di giornali e servizi. Perché la sfida adesso è nel fornire servizi adeguati alle persone. Ad esempio, prima è entrata una signora, aveva dimenticato di fare qualcosa e lei gliel'ha ricordato: guardi che le scade la ricarica, e quindi subito questo è il servizio alle persone. Questo è il servizio che noi diamo alle persone. Una persona viene qua, sa che può prendere il giornale, può prendere il quotidiano, può farsi la ricarica, può prendere un biglietto del concerto, uno spettacolo sportivo, può anche spedire i suoi pacchi, ricevere la sua merce, perché facciamo anche da tramite spedizionieri, e diciamo offriamo un servizio a 360 gradi. L'inchiesta condotta da Settimanale Friuli evidenzia che i bisogni degli anziani sono destinati a crescere al pari della popolazione. E aumenta sempre di più la popolazione anziana, quindi è necessaria una serie di servizi che sono fondamentali per consentire alle persone di vivere meglio, decorosamente, dignitosamente. Servizi che tra l'altro sembrano essere appannaggio più del privato che non del pubblico ormai. Sì, il privato attiva le sue iniziative ma il pubblico dovrebbe garantire la base, il servizio di base, no? E al momento secondo lei ci riesce? E non sempre. Io penso che in famiglia già ci sono grandi problemi oggigiorno. Una volta erano già più accomodanti. Diciamo che la maggior parte non ce la fanno, alcuni sì. Mia idea, sono già io sola malata e non avrei la possibilità di vedere di mia madre. Bisogna assistere a questi benedetti anziani, che sono sempre più soli. Senta, una volta si mettevano in casa di riposo, adesso ci sono anche le badanti. Secondo lei quale può essere la soluzione più adeguata? Ma guardi, l'assistenza come in casa per anziani non è da mettere come per le famiglie. Va bene la famiglia, certamente, però
Quindi lei propende più per strutture, insomma, organizzate? Certamente. L'ultimo in ordine di tempo a essere entrato nell'ambita lista dei siti tutelati dall'UNESCO è stata Palmanova, prima ancora nel 2011 Cividale, e adesso stanno lavorando assiduamente per candidarsi il Colle Borda con questo progetto transfrontaliero, e poi per i siti Biosfera, cioè con una tutela speciale dal punto di vista ambientale, il Tagliamento. Lei a riguardo cosa ne pensa? Effettivamente il fatto di godere del patrocinio dell'UNESCO funziona, aiuta? Sì, beh, sicuramente aiuta, anche perché inevitabilmente arrivano anche più contributi e quindi si riesce a utilizzarli, magari aumentando la visibilità e aumentando la bellezza, quindi le cose per aumentare la bellezza dei posti, no? Quindi la bellezza, le strutture, i servizi, sarebbe tutto bello per poter essere più ospitali anche nei confronti dei turisti e anche rispettosi nei confronti dei residenti in queste cittadine. Questo è in fondo ciò che è avvenuto anche a Cividale in questi anni? Abbastanza. Perché abbastanza? Cosa serve ancora? Ma io a Cividale vedo, cioè più che dei grandi eventi, mi piacerebbe vedere delle piccole operazioni di rispetto, di pulizia, di presentazione, di accoglienza, al di là di quello che può essere l'evento importante. Ecco, mi piace più vedere lavorare sulle piccole ma importanti cose del territorio che rispettino residenti, attività lavorative e turisti, ovviamente anche nell'accoglienza. E com'è cambiata Cividale in questi anni? Beh, pensavo che sempre uguale. Ma forse il fatto che sia una città storica, antica, eccetera, è quello che la rende bella. Quella sì, è capolavoro, però non è cambiato niente. È una bella cittadina, diciamo, no? Frequentata bene da turisti soprattutto. È anche ben servita? Sì, diciamo abbastanza, sì. È una cittadina anche abbastanza vivace, visto che insomma la sua vocazione è sempre più turistica? Sì, perché tengono vivo, insomma, con spettacoli, con certe manifestazioni, e tiene vivo, insomma, la città un po', sì. Chi frequenta Cividale secondo lei? Chi è che arriva a Cividale? Ma come turisti sono esteri anche, tedeschi soprattutto, tanti tedeschi sono, sì. Sì, dopo in genere un po' tutti in genere. Sì, comunque è abbastanza diciamo frequentata, ecco. Vedo proprio anche gente del luogo dicendo da Udine, parecchia gente viene su a Cividale a fare magari una passeggiata così. Sì, abbastanza movimento, è movimentato in sé, abbastanza. Bisognerebbe anche migliorare un pochettino, per esempio, la pulizia della città, l'erba soprattutto, vedere un pochettino, per esempio, la gara che fanno, la marcia che fanno tra Cividale e Aquileia, una volta farla partire da Aquileia, una volta farla partire da Cividale, per dare anche tono all'arrivo anche a Cividale, spostare il mercato, che ormai quello vicino alla stazione non è più adatto, diciamo, però lasciando libere sicuramente le strade per la circolazione, non bloccarle completamente, come il sabato per esempio. La domenica va benissimo, il sabato pomeriggio potrebbe essere un'idea di chiudere il ponte per adesso nell'estate, perché è un mezzo di comunicazione molto veloce, perché sennò bisogna andare fino all'altro ponte oppure al ponte di San Quirino, che è molto più in là sulle valli. Quindi questa è la situazione, diciamo. Comunque nell'insieme direi che è positivo. Il Comune ha deciso di investire su una serie di eventi culturali e decisamente di più meno culturali, che in realtà vanno a incidere in negativo sulla vita di noi cividalesi, perché avere ogni fine settimana degli eventi che ti vanno a bloccare e a creare grandi disagi senza nemmeno essere informati, perché tipo quando c'è stato il cibo di strada non ci hanno avvisato nessuno ed era tutto chiuso dal venerdì, che è una cosa improponibile secondo me. Quindi essere una città a vocazione turistica ha pregi e anche molti difetti, mi pare di capire.
Sì, soprattutto se un'amministrazione punta sulla cementificazione di una cittadina che dovrebbe puntare invece sulla valorizzazione di quello che ha, perché si sta andando a rovinare, secondo me, l'anima di Cividale.